È venuto a controllare? Sì, son venuta a controllare perché ho sentito appunto per Antenna 3 il telegiornale, ho detto: "È meglio che vado a controllare anch'io, che non sia successo qualcosa". Senta, e guardando questa tomba qua cosa si pensa? Insomma, che son dei vandali. E guardando come hanno devastato questa tomba non c'è altro termine per dei ladri di bronzo che hanno colpito la sinistra Piave. Statuette, portalampade ed altri oggetti tutti realizzati in lega di rame e stagno, divelti dal camposanto di Marino di Piave e in quelli di Ogliano e di Scomigo. Ma è in quest'ultimo che i malviventi si sono particolarmente accaniti, arrivando a montare su questa tomba, spostando con il peso i graniti per poi distruggere la stele con il basamento che sosteneva una statuetta votiva. I furti e i vandalismi risalirebbero alla notte dello scorso fine settimana, mentre nella giornata di lunedì la triste scoperta da parte dei familiari e le relative denunce con la richiesta di giustizia per atti che colpiscono gli affetti più cari. Oltre al danno economico, che è un qualcosa che ha una certa consistenza, però insomma passa, rimane invece la ferita dal punto di vista dei sentimenti, perché diciamo, i familiari che vanno a trovare i propri defunti e si trovano la tomba danneggiata è una cosa che ti rimane. Forze dell'ordine che non solo stanno intensificando i controlli anche nelle zone cimiteriali, ma contano di individuare i responsabili attraverso i circuiti intercomunali di videosorveglianza. Però nel perimetro esterno di qualche cimitero ci sono, in altri ne abbiamo qualche telecamera sulle vie di esodo, e quindi stiamo cercando con il nostro nucleo investigativo di setacciare tutte le immagini per capire di individuare questi soggetti. Stiamo vagliando delle piste magari di nomadi che si appropriano di questo metallo per poi venderlo al mercato nero. Indagini quindi anche nel mondo del riciclo dei metalli, considerando che bisogna essere strutturati per poter procedere alla fusione del bronzo. Recuperare la refurtiva è molto difficile, se non addirittura improbabile, però ci piacerebbe comunque intercettare questi soggetti, perché in passato c'erano state delle bande che rubavano il rame dalle grondaie piuttosto che dai tetti, oppure matasse di fili alle ferrovie. Comunque non aveva lo stesso effetto da un punto di vista, diciamo, sentimentale, del sentimento, quindi non toccava tanto la morale. Qua invece si entra proprio nell'intimo dei sentimenti di ogni persona.